per essere qui. Siamo In commossi. riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica c'è una grande attenzione da parte delle forze di polizia e delle autorità preposte, una buona collaborazione con il sindaco, con l'autorità regionale, per cui anche qui seguiamo un po' tutte le vicende. Intervenendo al convegno dell'Unione degli Istriani, il ministro dell'Interno Piantedosi così si è espresso in merito agli episodi di criminalità che negli ultimi tempi hanno coinvolto la città, assicurando l'arrivo di nuove forze. Anche Trieste, il Friuli Venezia Giulia sarà interessata adesso tra dicembre e gennaio all'immissione di diverse decine di unità di forze di polizia, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che stanno uscendo dai corsi e quindi sicuramente dedicheremo un'attenzione rinnovata anche a questi problemi. Non solo microcriminalità ma anche la gestione della rotta balcanica rappresenta una priorità per il Friuli Venezia Giulia. Sul tema il ministro ha evidenziato l'importanza di mantenere l'attuale assetto operativo e ha fornito rassicurazioni in vista delle celebrazioni di Gorizia 2025. Sicuramente proseguiranno, non è che ci sarà un rafforzamento, proseguiranno nella modalità che si è rivelata molto proficua, cioè i numeri che abbiamo avuto in termini di rintraccio, respingimenti, arresti insomma, di persone colte nell'atto di voler transitare quella frontiera per compiere attività illecite. Ci hanno incoraggiato a proseguire, ma nello stesso tempo ci incoraggia a proseguire anche in vista, in tal senso abbiamo tranquillizzato anche il sindaco di Gorizia, insomma, che non ci saranno significative ripercussioni su quelle che sono queste celebrazioni importanti, il fatto che comunque di fondo ci deve essere una libera circolazione tra i cittadini di entrambi i paesi. Essendoci l'impellenza dettata dai problemi su quelle che insomma il principio ispiratore che poi di Schengen è quello della libera circolazione tra paesi vicini, perché ripeto stiamo assicurando dei controlli che sanno comunque assicurare tutto questo, ci riserviamo di fare poi una valutazione quando i fatti anche a livello internazionale ce lo potranno consentire.